Questa è la proposta dei consiglieri regionali della Lega Nord. Il Veneto mette al bando gli OGM. È quello che si augurano i consiglieri regionali della Lega Nord che in Consiglio hanno presentato una proposta di legge per vietare la coltivazione, la somministrazione e la distribuzione di organismi geneticamente modificati su tutto il territorio. Per raggiungere l'obiettivo si è pensato di introdurre un marchio OGM free. Indicherà i prodotti che rispettano le regole, una sorta di garanzia per chi vende e chi acquista. Chi non rispetta il divieto di coltivazione, oltre a non poter usufruire dei contributi regionali, sarà sanzionato. Questa è una proposta di legge che serve per vietare gli OGM, se non per fini scientifici, in ambiente protetto. Quindi per la ricerca gli OGM vanno benissimo, ma non per la coltivazione e per l'allevamento. A livello nazionale non esiste una normativa sul tema e ogni regione è libera di decidere se vietare o meno gli OGM. Dal Veneto nei mesi scorsi era partita una richiesta chiara al Ministero dell'Agricoltura per attivare a Bruxelles la clausola di salvaguardia su mais e patata e impedire per questi prodotti la produzione transgenica, ma Galan in Europa non ha avviato la procedura necessaria. Noi sappiamo che lui ha una linea politica di tipo diverso rispetto alla nostra e vista la vacatio legis da questo punto di vista e vista la mancanza sua nel legiferare in questa materia, abbiamo pensato come Regione Veneto, come gruppo consigliare della Regione Veneto, di proporre noi una normativa. Il Carroccio Veneto dunque attacca Galan chiedendo indirettamente il suo passaggio al Ministero della Cultura. Penso sia più portato alla cultura che non all'agricoltura. Come successore di Galan, per continuare la battaglia anti-OGM avviata da Zaia, i leghisti nostrani fanno il nome di Federico Bricolo.